Grande festa si è svolta a Canicattì per il compimento dei 20 anni di attività della comunità per minori L'Aquilone. La struttura viene inaugurata precisamente il 6 settembre del 2002 su idea e volontà del dottor Gino Monaco Di Naro e festeggia il compleanno per qualche giorno di anticipo per motivi vari organizzativi. In questi 20 anni la comunità ha ospitato più di 150 minori provenienti da realtà molto problematiche, cercando di creare per loro e intorno a loro un clima sereno e ricco di opportunità e di stimoli positivi. Siamo stati presenti sul territorio in maniera discreta, il nostro obiettivo non è stato mai quello di stare sotto le luci della ribalta, bensì quello di garantire un periodo di serenità, benessere e soprattutto di stabilità ai nostri piccoli ospiti. Questo è il commento della psicologa della comunità, dottoressa Elena Brandara. Il punto forte della nostra struttura è l'armonia, la sintonia e il rispetto massimo che si respira all'interno del team degli operatori, come precisa puntualmente il presidente della cooperativa, dottor Gino Monaco Di Naro. I nostri operatori, coordinati dalla dottoressa Maria Tasca, hanno sempre dimostrato un grande senso di responsabilità, spirito di abnegazione, facendo in modo che ogni bambino o ragazzo ospitato si sentisse accolto, protetto ed ascoltato. Questa ricorrenza, continua il dottore Monaco, è per me l'occasione per ringraziare loro e tutte le persone che abbiano incontrato sul nostro cammino e che ci hanno sostenuto e hanno tifato per noi e per la nostra comunità.